Il sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, in una nota afferma come ieri sera il Consiglio Comunale di Naro ha deciso a maggioranza, non ha fatto il suo dovere, anzi si è addirittura autosospeso dalle funzioni di sua competenza sino a quando le sedute non verranno trasmesse in diretta streaming. Non so se ciò sia legittimo e legale, afferma l'onorevole Brandara, sindaco di Naro, ma il Consiglio Comunale ha interrotto per tutto questo mese e chissà per quanto tempo ancora la sua pubblica funzione, con la scusa puerile dello streaming, ma con la vera motivazione, continua Brandara, subdolo e rancorosa, di volere fare uno sgarbo a me. Il vero sgarbo, cari consiglieri, continua nella sua nota stampa l'onorevole Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro, lo avete fatto e continuato a farlo alla città di Naro, ai suoi abitanti, alle aspettative dei cittadini, ai dipendenti comunali che adesso rischiano di non percepire lo stipendio alla 13ª. All'ordine del giorno della seduta consiliare c'erano infatti numerosi argomenti di grande importanza, tra questi la regolarizzazione e l'aggiornamento dei programmi di spesa del personale dipendente e la conseguente codificazione nelle missioni pertinenti e corrette. Non solo, secondo il sindaco, il rinvio sostanzialmente a data da destinarsi dell'attività del Consiglio bloccherà l'entrata in bilancio di un finanziamento ministeriale di ben 700.000 euro per la manutenzione straordinaria e la messa in funzione del campo sportivo comunale di Contrata a Messer Rinaldo, l'entrata in bilancio del finanziamento ministeriale di 134.000 euro concesso al Comune di Naro in quanto individuato come paese marginale, l'incasso del finanziamento ministeriale di 170.000 euro concesso sempre al Comune di Naro per rinnovare e ampliare l'impianto urbano di videosorveglianza, l'entrata in bilancio del finanziamento di 90.000 euro per la riqualificazione e la manutenzione del verde pubblico. Questi, continua la Brandara, sono soltanto alcuni esempi dello scempio che è stato combinato dai consiglieri comunali di Naro che non hanno voluto svolgere la loro pubblica funzione, rinviando scriteriatamente la seduta del Consiglio Comunale e soprattutto l'argomento iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno, che riguarda le spese da finanziare e le relative variazioni di bilancio, ignorando totalmente il rispetto di scadenze precise che potranno far perdere alcuni di questi finanziamenti con responsabilità non certo addebitate all'amministrazione attiva. Questo però si associa, continua a Brandara, a un continuo attacco sui social nei suoi confronti e dei componenti della sua amministrazione, facendo riferimento soprattutto ai temi adesso congelati in Consiglio Comunale. La cosa pubblica non è un affare privato, conclude l'onorevole Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro, non può essere messa da parte per consumare vendette o causa di odio e rancore. Bisogna avere il cuore grande per svolgere le funzioni pubbliche, essere responsabili, essere piccini d'animo porta sventure disastrose alla comunità locale e la città ve ne chiederà conto.